Generale Vendramini, oggi la NC è qui presente con tutti i suoi uomini, con tutte le sue specialità, è qui in mezzo alla gente. Diciamo che sì, con tutte le sue specialità. Diciamo che abbiamo voluto creare questo raduno, fare questo raduno regionale per rinsaldare i vincoli che ci sono anche tra tutto il personale che ha fatto parte dell'Arma dei Carabinieri e che ora è in congedo. Tra le varie attività che abbiamo previste è stata anche la costituzione di un campo di protezione civile, perché tra le varie attività che svolgiamo, oltre naturalmente a essere presenti alle cerimonie eccetera, svolgiamo anche attività di volontariato e in particolare hanno preso piede ormai nel Veneto parecchi nuclei di protezione civile. Allora, per far vedere le nostre potenzialità abbiamo voluto creare questo campo di protezione civile per far vedere appunto quello che riusciamo a fare. Contestualmente, per evidenziare ancora di più quale è la sinergia tra l'arma in congedo e l'arma in servizio, abbiamo coinvolto anche il 4° battaglione Carabinieri di Mestre, che come tutti voi sapete, come tutti i battaglioni e reggimenti nostri, sono dotati di un reparto di soccorso così chiamato, che è pronto a intervenire in brevissimo tempo in qualsiasi parte dove ce n'è la necessità. Cosa significa questa adunata dei Carabinieri, adunata veneta per Cison? Beh, motivo di grande orgoglio e noi cisonesi siamo molto fieri. Abbiamo combattuto per averla qui a Cison perché insomma era molto ambita anche da altri comuni e per fortuna con la collaborazione del generale Vendramini siamo riusciti comunque a portarla qui. Per noi abbiamo coinvolto anche le scuole, quindi i ragazzini sono molto contenti perché comunque passano una giornata un po' diversa dal solito. Abbiamo anche molti cisonesi che sono curiosi e sono qui a vedere questa grande manifestazione che si svolgerà tutta la mattinata di oggi, con l'inaugurazione oggi della mostra anche dei cimeli. Andremo a Follina per l'intitolazione di un parco e questa sera la grande chiusura con la fanfara dei Carabinieri, domani la dunata. Esercitazione stamattina, cosa consiste in particolare? Abbiamo qui il battaglione Mestre con tutte le specialità, il NAS, il NOE, il nucleo per patrimonio a tutela delle opere, insomma tutte le specialità e sul campo poi faranno vedere, compresi anche i cinofili, faranno vedere come operano. Tenente Colonnello, oggi ci sono qui moltissime specialità del 4° battaglione che lei comanda. Sì, ci sono le specialità del 4° battaglione, ma ci sono anche le altre specialità dell'Arma, quindi abbiamo tutti dei settori, dei reparti speciali che coadiuvano il battaglione e il reparto di soccorso in caso di eventi sismici eccezionali. Quindi tutti gli ambiti, oltre quello del soccorso vero e proprio alla popolazione, anche gli ambiti di interventi specialistici tipo la tutela del patrimonio culturale, la tutela dell'ambiente, la tutela dei luoghi di lavoro vengono curati da personale di quei reparti speciali. Possiamo dire che quando c'è bisogno i Carabinieri ci sono sempre? Ci siamo sempre e cerchiamo di adeguarci alle esigenze rispondendo alle realtà territoriali. Qui la sinergia con gli enti territoriali è fondamentale.